Logica. Cari amici, ben ritrovati qui a Diversamente Veneto. È sempre un piacere poter farvi compagnia. Che dirvi, in queste settimane io sono sempre a cavallo perché, come vi dicevo, quest'anno Fiera Cavalli fa i suoi 120 anni di fiera. Qua a Diversamente Veneto abbiamo voluto fare un omaggio a questa fiera che comunque ha portato il nostro Veneto e porta il nostro Veneto a livello internazionale per tutto il mondo. E io ho scoperto un nuovo mondo, un modo nuovo di scoprire il Veneto sulla sella di un cavallo, però ho voluto questa settimana, diciamo, andare un po' più in là, però non vi anticipo niente. Infatti oggi ho voluto darvi tanti contributi esterni in modo che anche voi potete assaporare quell'emozione che ho provato io. Noi saremo nella sponda veronese del lago di Garda, una parte che tra l'altro, insomma, io adoro tantissimo. Ma non vi anticipo niente, ci ritroviamo fra pochissimo qua in studio, ma guardate questo filmato, che così scoprite dove vi porto oggi. Oggi è una giornata speciale, siamo ancora in quello che sono i percorsi dei 120 anni di Fiera Cavalli e siamo a Valleggio, Angelo, dove siamo? Abbiamo Corte d'Arina, che è una realtà che ci permette di godere il territorio con una prospettiva diversa, a cavallo. E conosciamo Miriam oggi. Ecco qua Miriam. Ecco qua. Piacere Miriam, sono Iesus, come stai? Tutto bene? Grazie. Allora, sti cavalli c'è o no? Certo, li prepariamo? Sì. Ma ascoltami, praticamente quello che stiamo facendo qua adesso, oggi che andiamo a prendere questi cavalli, è un'attività che fate sempre. Esatto, sì, tutti i giorni prima di montare a cavallo si vanno a prendere al paddock e si comincia l'attività di grooming, cioè la pulizia del cavallo, si striglia, si spazzola e si controllano i piedi se sono puliti e in ordine. Adesso praticamente tu lo porti a spazzolarlo? Esatto, strigliare, spazzolare. Se vuoi provare anche tu. Sì, sì, questo io provo, però non prendere l'abitudine. E bisogna farlo per tutto il corpo del cavallo? Esattamente, tranne la testa e le orecchie. Ascolta, quando fai questo, quanto tempo ci metti normalmente una persona esperta a strigliare sto cavallo? Dipende da quanto è sporco. Fatto, non è neanche sporco. Dipende da quanto è sporco il cavallo. Con il nettapiedi si va a togliere, vedi qui è sporca perché è stata libera, si va a togliere tutta la terra che c'è sotto lo zoccolo. È importante perché vedi magari c'è un sasso incastrato e quindi tu poi quando vai a montarla è come avere un sasso nella scarpa, capito? In sostanza è questa ipoterapia? Ipoterapia è a tutti gli effetti una forma di terapia che si usa per l'età evolutiva o anche per gli adulti, per diversi tipi di disabilità e ha il vantaggio di essere in un ambiente, come vedete, non medicalizzato, nel senso che nessuno di noi indossa un camice. Ma cosa si studia per... Allora, io sono una psicoterapeuta e ho fatto una formazione specifica in riabilitazione equestre al Neguarda di Milano. Ma se parliamo di bambini molto sensibili, non rischia che il bambino ha paura? Tipo... Il primo lavoro è da terra. Il primo lavoro è da terra. Bisogna vedere innanzitutto accertarsi che il bambino non abbia allergia all'animale o fobie eccessivamente forti. E quindi si fa una prima parte proprio da terra per vedere come il bambino entra in relazione con l'animale, quindi con il cavallo. Lo si presenta, è un modo in modo anche giocoso, divertente, approccia, si avvicina, inizia ad accarezzarlo, inizia a pulirlo come hai fatto tu prima, con le diverse spazzole, quindi coordinando anche diversi tipi di movimento e inizia a capire qual è la sua bardatura. Dopodiché all'inizio, nella parte proprio di ipoterapia specifica, non ci sono redini, il bambino ha un fascione e diciamo un tappetino in modo che possa assorbire e sentire meglio i movimenti del cavallo, quindi non c'è una sella, a contatto. Cavallo, senza sella. Esatto.
Ora siamo pronti per andare nella zona del Custosa. Ci vediamo allora, andiamo su, ti seguo a cavallo, va bene? Ascolta, ma tu vai a cavallo da sempre? Da una decina d'anni. Io faccio dressage, lavoro in piano. Vedrai, a cavallo non hai mai fatto un percorso come quello che faremo adesso. Guarda che stai suscitando l'orgoglio di quelli del refrontolo, eh? Oggi, cari amici, noi parliamo della zona del Custosa, perché il bianco di Custosa è molto famoso nella zona del Veronese. È un bianco molto leggero, fruttato, e visto che sono qua con Miriam, si può dire Miriam che è un bianco da donna. Ma io vedo che qua alla nostra destra e alla nostra sinistra ci sono questi ruscelli. Questi sono sorgenti del Tione. Ah, che attraversa questo percorso, sono delle sorgenti allora. Esatto. Ma è fantastico, sia... E noi siamo... Ma è incredibile, veramente un posto meraviglioso. Avete visto? Un giretto in quelli del lago di Garda, che non è solo lago ma è anche turismo equestre. Infatti sulle colline moreniche della parte del lago dove c'è dell'ottimo Custosa io ho passato questa settimana a scoprire con voi, a scoprire per voi quello che offre il nostro territorio. Sai, sono stati tantissimi di voi che mi avete iscritto e ha chiesto ma perché Diversamente Veneto? Che cos'è Diversamente Veneto? Diversamente Veneto è l'essere diverso, perché io sono dell'idea che nessuno di noi siamo uguali. Perciò ogni Veneto io li vedo in modo diverso e ho voluto raccontarvi il Veneto in modo diverso, come tra l'altro mi sento io diversamente veneta. Da lì la base di questo nome, la base di questa scoperta. Questa settimana mi avete sempre detto guarda che il programma dura troppo poco, vogliamo vedere di più. Allora stiamo facendo questa prova per farvi vedere di più all'esterno. Questo oggi non c'è l'ospite, in modo che vi do più contributi esterni. Come avete visto prima noi siamo nella zona del lago di Garda, a Valleggio, dove c'è Borghetto, e siamo stati nella parte dove si va a cavallo. La cosa straordinaria di queste scoperte di questa settimana è stata Stefano, il titolare di questo maneggio che ha passato veramente per una bruttissima malattia e mi ha raccontato che quello che l'ha salvato la vita è stato proprio i cavalli. Stefano dalla mattina alla sera ha scoperto di avere un brutto male e si è curato, si può dire che Stefano si è curato con i cavalli, vivendo insieme a questi animali. Per dirvi l'importanza di questo mondo che ho scoperto e che sto scoprendo un po' alla volta. A proposito di questo, Stefano dopo la malattia non ha potuto più e non può per un periodo montare a sella. E cosa ha trovato? Ha trovato la carrozza, che era già una passione che coltivava da un po' di tempo, e così il prossimo video che vediamo io sono andata in carrozza con Stefano ad ascoltare i racconti del nostro Veneto, che adesso condivido con voi. Come è nata questa passione che mi diceva prima per le... Da piccolo quando hanno portato in corte una cavalla che andava attaccata a carrozza, e da lì ho visto mio zio e continuavo ad andare in giro con lui, e dopo col passare degli anni ho cominciato ad andare a sella. Dopo tramite dei miei amici di Ivrea ho cominciato a prendere passione. È un orologio, è come avere in mano una macchina con l'idroguida, una roba... E oggi cosa stiamo andando a vedere con la carrozza? Oggi stiamo andando a vedere dei paesaggi che per me sono bellissimi. Angelo, però poi qua girando vediamo che quella che comunque è sempre stata le piantagioni, no? Assolutamente, siamo nella campagna valeggiana e quindi Valeggio ha una campagna che offre frutta, pesche, kiwi. Ora con un po' la crisi della pesca stanno venendo avanti altre coltivazioni, quindi mele, prugne, qualche ettaro anche di melograno. Una campagna quindi
che non ha solo cereali, ma che ha anche una agricoltura di pregio fatta da frutteti e qualche azienda anche di ortaggi. Noi abbiamo un po' di campagna valeggiana irrigata con l'acqua dell'Adige e una parte di campagna più a sud irrigata con l'acqua del Mincio tramite la Seriola. La Seriola non è una cosa recente, fu la Serenissima che lo fece nel 1553. Tu mi stai dicendo che la Seriola di Valleggio risale alla Serenissima? Risale esattamente alla Serenissima, fu proprio il Senato del Doge che, per dare lustro a questa valle che era da sempre considerata molto importante anche per il trasporto dell'acqua, e fece questa irrigazione proprio perché era di proprietà della Serenissima questa parte di Veneto, prima che venisse l'impresa di Napoleone con le prime guerre d'Italia, diciamo così. Questo terrapieno fu fatto comunque su un vecchio viadotto romano. Ci sono 5 archi di ponte che adesso sono crollati sotto questo che stiamo passando adesso e sono proprio di origine romana. Poi Gian Galeazzo Visconti volle creare questo ponte per creare una diga e togliere l'acqua al suo nemico acerrimo, i Gonzaga. Infatti adesso noi passiamo sopra questo ponte, ecco, qui c'erano proprio le chiuse che tenevano tutta l'acqua del Mincio a monte, verso Peschiera. Chiaro che l'influenza della Serenissima sul Valleggio Borghetto era forte allora. Scherzi, molto forte, ma tieni presente che il Borghetto ha una storia molto più lontana nel tempo, era un presidio romano. Questa valle fu abitata già al tempo del Neolitico, sono state trovate i fondi di palafitte, perché non devi vedere il Mincio come lo vedi adesso quasi incanalato, questo è stato fatto negli anni 30 nell'era del fascismo, quando doveva servire l'acqua del Mincio per portare l'acqua anche giù verso i campi di Parma, verso il Mantovano e ancora un po' più in giù. È stato un po' ricostruito, ma il Mincio 100 anni fa era una serie di rigagnoli, c'erano isolotti all'interno e su questi isolotti qua nell'antichità c'erano queste palafitte, cioè vivevano così. Poi ci fu il centro romano, Valeggio, infatti la parola Valeggio viene da Valle degli Dei, detta in latino, e si pensa che sia questo il toponimo giusto. Poi ci furono i Celti, abbiamo trovato a Valeggio un antico cimitero facendo alcuni scavi per una zona edilizia, è stato scoperto questo e tutti questi, diciamo, referti sono stati portati al Museo Civico di Verona. Non ti servono più allora, basta no, quella che abbiamo appena messo. stata impastata. Sono abbastanza queste. Ascolta, ma Veronelli, qua si mangia anche Noi facciamo tortellini e dopo ci siamo inventati questa tortellinoteca con degustazioni di tortellini e anche delle altre cose, fatti i ferri, insomma. questo che stiamo facendo che... Questa è la pasta per il ripieno di per la sfoglia di tortellini fatta con farina di qualità e uova fresche. Viene passata nei rulli come fosse a casa. A casa c'è la manovella, qua è elettrico. Ma quanto lunga vieni? Una sfoglia saranno 7-8 metri. E se tu annusi il profumo di questa pasta capisci già la bontà della pasta che è. Un pochino di farina perché non attacchi, ma non troppo perché sennò diventa troppo asciutta. Questa viene tagliata proprio a brandelli così, a pezzi, come pezzi di stoffa. Faccio vedere, questo è il ripieno bello morbido, delicato. Così, col dito dietro butti sopra.
Così? Senza girare, butti sopra prima la linguetta dietro. Così. Ok, buttala dentro, vai avanti. Sì. Sì, vai. E si unisce il poco indispensabile, con meno si unisce meglio è, brava. Il nostro tortellino è fatto tutti i giorni senza conservanti, con carni fresche, ingredienti freschi, per cui facendolo tutti i giorni il tortellino, diciamo, non ha bisogno di additivi. Adesso io e Guido andiamo da Magnola perché è qua che è il fondo, ma è questa la parte dove si mangia. Fermi. Dov'è Magnola? Io ho fatto i tortellini, io con le mie mani. Guido, come sono state io? Assaggia. Diciamo bene, dai, come prima volta veramente ha superato l'esame. Sempre. Beh amici, che ci state seguendo da casa, avete visto lo spettacolo che vi ho portato a vivere? Il tortellino di Valleggio che Guido dai Ramelli a Valleggio mi ha ospitato, mi ha insegnato a prepararli, ma io ero avvantaggiata perché il tortellino lo conoscevo già. Che ringrazio tantissimo Guido per l'ospitalità, perché poi il tortellino era buonissimo, ma perché gli ingredienti erano i suoi. Che dirvi, in questo giretto che abbiamo fatto a Valleggio sul Mincio, Borghetto, abbiamo scoperto quella che è un'antichissima tradizione con il cavallo, no? Le passeggiate a carrozza. Abbiamo visto nel primo blocco Stefano, Miriam, ma anche Valentina che ci raccontava della parte in cui il cavallo serve come aiuto per la terapia. Abbiamo visto il nodo d'amore, perché Valleggio è famosissima per quello che è il tortellino di Valleggio, il nodo d'amore, ma non mi sono limitata, cari amici, perché proprio a questo inizio d'estate, quando camminavo, mi hanno incoronata ambasciatrice del Chiaretto di Bardolino. E già ho avuto questo onore e non potevo non fare un passaggio, ovvero per farvi scoprire i vigneti del Chiaretto, ma non solo, perché in quella zona c'è molto di più. Ma non vi racconto niente, intanto guardate questo video. In poche parole, questi ulivi qua, stiamo parlando del famoso olio del lago di Garda. Insomma, qua siamo nella zona dell'olio extravergine d'oliva della sponda veneta del lago di Garda, quindi non solo Bardolino ma anche altri comuni, anche del nord, Malcesine, Brenzone, Torri, Garda. Cioè praticamente non solo olio d'oliva, però adesso stiamo passando in mezzo a quelli che sono i vigneti del Bardolino, giusto? Del Chiaretto. Stiamo passeggiando in mezzo al vigneto, fra qualche settimana si comincerà la vendemmia, perché come puoi vedere ormai l'uva è quasi pronta, hanno già cominciato la vendemmia dell'uva chiara e adesso fra qualche settimana comincerà la vendemmia vera e propria per il Bardolino, sia il Bardolino Chiaretto che il Bardolino rosso, il vino rosso. Ivan, raccontami del Bardolino Chiaretto, cioè è diventato poi un vino conosciutissimo in tutto il mondo. Allora, il Bardolino porta il nome della città, del paese, del comune di Bardolino, è un vino molto leggero e questa è la sua peculiarità, quindi è un vino che fa pochissimo grado e può essere bevuto, diciamo, tranquillamente, ma una delle sue caratteristiche migliori è che può essere abbinato con qualsiasi tipo di piatto. Adesso sta andando moltissimo perché è un vino rosato e quindi ha avuto un'esplosione negli ultimi anni e è commercializzato e venduto in tutto il mondo. Adesso noi siamo in mezzo a una delle più belle tenute vitivinicole, che è Costa d'Oro della famiglia Lonardi, Valentino Lonardi,
che praticamente portano avanti quello che è stato creato dal suo papà, e all'interno dell'azienda nel frattempo, oltre che a produrre vino e a produrre olio, si sono anche cimentati in quello che è il turismo, perché è nato un bellissimo agriturismo, uno dei più belli agriturismi qua del comune di Bardolino. Già, e questi erano i vigneti del Bardolino, insomma, il famoso vino Bardolino che ha avuto il suo grande successo grazie all'unione di tanti produttori. Infatti, guarda, mi sarebbe piaciuto poter farvi vedere i backstage di queste riprese, farvi vedere cosa succede dietro la telecamera, perché il nostro buon Giovanni Bonatelli, quando si arrampica addosso a un quadro o quando è sopra una macchina, rischia la vita per darci queste immagini, che tra l'altro ringrazio tantissimo. Che dirvi, amici, che tutto quello che sono questi filmati che vedete qua Diversamente Veneto sono posti accessibili a tutti. Infatti io vado alla ricerca di quei posti che anche voi potete visitare. Magari per fare un weekend, per fare delle vacanze, potete arrivare e dice: guarda, abbiamo visto con Jesus a Diversamente Veneto e vogliamo visitare. Io sono certa che sarete sempre ricevuto con grandi amore, come sono io ricevuta ogni volta che vado a fare queste riprese. Però continuiamo il nostro giro, perché lì insomma, questa passeggiata a cavallo è andata a lungo finché il sole è andato giù sul lago, perché non potevo che ammirare il tramonto. Questo ci fa capire che il nostro territorio, che il Veneto, è comunque una zona che si può visitare anche a cavallo. Ed è per quello che io ho voluto omaggiare Fiera Cavalli in questi 120 anni, in modo che tutti noi possiamo avvicinare a quelle che sono le nostre bellezze, le nostre ricchezze. A volte andiamo lontano, no? A cercare qualcosa di bello, e non è necessario. Sì, fa bene, però vi garantisco che nel nostro territorio abbiamo delle preziosità incredibili e noi li manteniamo in vita, diamo vita a queste cose soltanto quando andiamo a visitarle. Infatti, guardate il mio arrivo all'agriturismo Costa d'Oro. E stiamo arrivando all'agriturismo Costa d'Oro. Quest'anno anno comunque molto importante anche per Fiera Cavalli, no? 120 anni di Fiera Cavalli. 120 anni di Fiera Cavalli, e anche il nostro territorio del Lago di Garda e Bardolino è molto interessato per questa fiera, perché durante la fiera molti espositori trovano alloggio presso le nostre strutture turistiche. Quindi non lavora solo Verona, ma lavora anche molto il lago, specialmente Bardolino, Garda e Peschiera, e la Zise logicamente. Vuole fare un'escursione a cavallo? Da Bardolino è importante perché può andare nell'entroterra e toccare il comune di Caprino e poi cominciare ad alzarsi e andare fino sul Monte Baldo. Allora adesso stiamo entrando nell'agriturismo Costa d'Oro a Bardolino. È l'agriturismo che è nata vicino a questa cantina che abbiamo attraversato prima la campagna. Una vista spettacolare anche, Direttamente affacciata sul lago di Garda e ai piedi del Monte Baldo. Passeggiata, cavalcata in mezzo ai vigneti e in mezzo agli olivi, e quindi in mezzo alle olive e l'uva, e adesso vediamo in che cosa si sono stati capaci a trasformare. Vediamo. Mamma mia ragazzi, che recezione qua. Ciao, sono Jesus. Ciao, benvenuto qua all'agriturismo Costa d'Oro. Agriturismo Costa d'Oro. Ciao Jesus! Ma chi siete? Benvenuta all'agriturismo Costa d'Oro. Hola! Ma cosa ci hai preparato? Perché Iva oggi mi ha portato nei vigneti che il tuo... Fa vedere se sei tu. Fa vedere. È lui, vero? Che è lui. Sono andata nei tuoi vigneti, poi sono andata a vedere le piantagioni di olio d'oliva. Sì.
Sì. Ma no, non si pianta l'olio d'oliva, gli olivi, vero? Sì, gli olivi. E dopo si fa l'olio d'oliva, che è questo qui. Che è quello che fate voi? Ascolta, ma perché questo è più buono degli altri? Perché è nostro. E perché ci mette tutto l'amore che ha. Allora praticamente il Costadoro siete tutta una famiglia, padre, madre, tutte queste... Te che hai da fare con tutte queste donne qua, eh? È un piacere. Madonna Rachele, già anche il colore è molto delicato, eh? Anche il profumo. Speciale. Poi cos'altro hai fatto qua, Rachele? Poi qui la mamma ha fatto la focaccia, focaccia salata con il nostro olio sempre e con il nostro spumante bianco. Cioè, praticamente le spumanti nella focaccia? Al posto dell'acqua. Mi ubriaco se mangio? No, non Beh, anche, non c'è il profumo dello spumante. no, perché non è tantissimo. Però senti che è più delicata. Speciale anche questa, eh? Allora, visto che ho il piacere di avere un'ambasciatrice del Chiaretto, brindiamo con un Chiaretto spumante Charmat. Ascolta, adesso io voglio togliere un dubbio da ambasciatore da Chiaretto, ma qual è la differenza di questo Chiaretto a questo Chiaretto? A parte che questo io vedo più scuro, più... Sì, ma il colore del Chiaretto è dovuto al tempo di macerazione del mosto a contatto delle bucce, che varia dalle 12 alle 24 ore, in base ai colori che vogliamo ottenere. Ah, se tu vuoi tenere più colore devi lasciarlo di più. Il mosto a contatto delle bucce, mentre meno abbiamo un colore più delicato. Alla vita. Già, siamo arrivati alla fine della giornata di oggi. Io spero che vi sia piaciuta questa nuova modalità di farvi vedere di più all'esterno, di farvi scoprire di più. E che dirvi, ci sarebbero tantissima gente da salutare, perché poi io so che c'è una bambina a Cima d'Olmo, la Silvia, che ci sta guardando e mi saluta sempre. Ciao Silvia! Guarda che mi fa moltissimo piacere che i bambini, anche loro, scoprono insieme a me questo Veneto in questo modo speciale. Chiedete ai vostri genitori di portarvi in questi posti, che così anche voi scoprite il Veneto come lo faccio io. Che dirvi, siamo arrivati alla fine, ci saranno tantissime novità, io vi farò compagnia, cari amici. Adesso cambieremo orario, saremo in prima serata la domenica, infatti, dalla domenica, non questa che arriva, la prossima, in prima serata alle 9:15, prima di andare a letto, sicuramente farò compagnia alla vostra famiglia, sperando di farvi piacere, sperando che scoprire queste piccole perle vi possa far piacere. Per chi ha perso alcuna puntata, nessun problema, sul sito di Antena 3 ci sono tutte le puntate di Diversamente Veneto disponibili, potete contattarmi anche via Facebook che vi rispondo. E niente, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Il mio saluto speciale a ognuno di voi, che vi ringrazio per seguirci, e ci vediamo alla prossima. Ciao!